Il prosecco è il fenomeno del momento nel mondo dell'enologia. Le bollicine del nord-est, prodotte esclusivamente in Friuli Venezia Giulia e Veneto, stanno conquistando i mercati dei 5 continenti. A parlare per il vino frizzante più conosciuto d'Italia sono i numeri, ma soprattutto le prospettive nel breve periodo, analizzate in un incontro a Prosecco, la frazione carsica che dà il fortunato nome al vino, diventata punto di riferimento per la denominazione d'origine controllata anche per i viticoltori veneti. Oggi produciamo circa 250 milioni di bottiglie, 1 miliardo di euro, questo è il volume economico. Nei prossimi 2-3 anni arriveremo sicuramente a 400 milioni di bottiglie, quindi una responsabilità di tutta la filiera e anche delle regioni di poter presentarsi nei mercati internazionali con una domanda crescente e quindi anche risolvere i problemi di quelli che in qualche misura oggi immettono nel mercato un numero di bottiglie che con qualche difficoltà entreranno in produzione. E sin qui i risvolti positivi, sottolineati dall'assessore veneto, mentre il collega nostrano Violino non si è presentato all'incontro adducendo motivi di salute. L'altra faccia della medaglia, quella che fa impazzire i viticoltori del Carso, sono i vincoli comunitari e locali che impediscono di piantare nuove viti sull'altipiano, un tema rispetto al quale l'impegno dell'assessorato regionale, hanno sottolineato gli agricoltori, è scarsissimo. A gennaio erano 12.000 gli ettari bloccati in attesa che l'amministrazione emanasse i piani di zona, tanto da costringere diversi vignaioli ad acquistare terra in Slovenia, dove i permessi per la coltivazione sono molto più semplici da ottenere. Il consorzio interregionale Prosecco, intanto, ha confermato il limite di 20.000 ettari per la produzione complessiva del vino, di cui 16.500 in Veneto e 3.500 in Friuli Venezia Giulia, un limite necessario per mantenere alta la qualità del prodotto e garantire la sostenibilità economica della produzione.